Assessore, un consuntivo dell'attività del suo assessorato con particolare riferimento a ciò che è la sistemazione del campo sportivo, con delle novità relativamente a un finanziamento che deve arrivare dall'assessorato del turismo. Beh, per fare il consuntivo aspetteremo che faremo tutti assieme, l'amministrazione, faremo la giusta relazione di fine anno come è previsto e quindi a giorni sarà resa nota a tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda il mio assessorato, chiaramente sia lo spettacolo, la cultura che anche lo sport ha visto un anno costruttivo e propositivo, nel senso che abbiamo lavorato da quando ci siamo insediati subito per vedere un attimo intanto lo stato di fatto delle strutture sportive che versano in condizioni che sono agli occhi di tutti. Abbiamo intrapreso un'iniziativa di anche progettualità su queste strutture. Una fra tanti, per esempio, lo Stadio Seneto, che è notizia di qualche ora fa, che abbiamo già individuato le somme, o meglio la regione e l'assessorato al turismo della regione siciliana ha individuato le somme per attingere ad un finanziamento che potrebbe portare alla luce veramente nel vero senso della parola lo stadio nei prossimi mesi, con un decreto di finanziamento che potrebbe Quindi arrivare vedremo uno stadio illuminato finalmente degno di una città come Agrigento. Sicuramente il 2022 sarà un anno che sapremo sì o no se lo stadio si farà, però siamo propositivi, siamo molto fiduciosi che questa volta è la volta buona per lo Stadio Seneto e che la città possa godere finalmente di queste benedette luci che sono tanto attese da quando praticamente è stato costruito, e poi negli ultimi 30 anni personalmente sento dire delle luci che ancora non abbiamo visto. Sulla palestra coperta ancora incompiuta, so che se entro il 31 dicembre non si completa, si dovrà restituire il finanziamento milionario. È vero? Palestra. Cosa ci conferma? Sulla palestra stiamo lavorando, siamo in operazione, cioè proprio attualmente c'è l'impresa che sta completando i lavori esterni che faranno sì che potrà essere così collaudata e poi resa fruibile nei prossimi mesi, quindi anche lì siamo addirittura d'arrivo finalmente. Sulle strutture sportive da anni abbandonate a Villa Seta avete qualche fattivo riscontro? Farete qualcosa o continueremo a vedere questa vergogna? Sicuramente delle strutture sportive di Villa Seta, per esempio il campo di atletica leggera, no? Che è quello abbandonato, che è andato in gara qualche anno fa e la gara è andata deserta, pensiamo di riprendere nuovamente il progetto e di eventualmente esternalizzare il servizio, in quanto il comune al momento non è in condizione di gestirlo. Per quanto riguarda gli altri impianti invece io ringrazio coloro che gestiscono gli impianti tipo Platania, il Tennis Club Città dei Templi o il Circolo del Tennis o anche il Palazzetto dello Sport con Alessandro Bazzan, cioè ringrazio tutti questi soggetti che stanno gestendo in modo dignitoso e bellissimo queste strutture e speriamo di riportare alla fruibilità e alla fruizione pubblica anche il resto delle strutture, o quantomeno quelle più importanti.